Bisognerebbe... Allora, abbiamo parlato di discorso, l'ultima cosa prima di fare questo excursus che ho promesso che è doveroso fare, etichettatura volontaria. Qui c'è ancora un po' di strada da compiere e tanti telespettatori la auspicherebbero per avere chiarezza, perché poi numeri e sigle no. No, comincia ad esserci, è entrata in funzione nel 2000 con il provvedimento, il regolamento 1760. In realtà non ha avuto grande sviluppo e grande successo, perché è abbastanza difficile da applicare, anche se ultimamente cominciamo a vedere su determinati gruppi della distribuzione organizzata la comparsa, quindi alcune informazioni che possono essere molteplici, però troviamo un codice di autorizzazione del Ministero oppure troviamo l'indicazione scottona, perché adesso soprattutto nella nostra regione è importante la distinzione tra maschio e femmina. L'etichettatura facoltativa consente di dare questa informazione aggiuntiva al consumatore. Qui c'è tutto un dibattito aperto, la Commissione europea sta valutando l'opportunità di toglierla piuttosto che no. Comunque la possibilità poi di dare le informazioni al consumatore rimarrebbero nei termini delle normali leggi trasversali sull'etichettatura dei prodotti alimentari. Linea bio, rispondendo a messaggio. Sì, per quanto riguarda linea bio, diciamo che siamo un po' lontani. Nei nostri allevamenti comunque non c'è OGM, questo è già importante. È già molto importante. Quindi OGM free. OGM free non c'è nei nostri allevamenti, come diceva prima il direttore, abbiamo dei controlli. Ma il bio cioè implica comunque... Il bio è un po' difficile pensare... A grandi numeri è difficile. Per grandi numeri certamente. Sì, forse per piccolissimi allevamenti è qualcosa di fattibile. Ma non lo so nemmeno per i piccoli, poi alla fine quanto fattibile possa essere, ecco. Certo. Ricordo con lei Presidente questi 40 anni che poi voi andate a celebrare sabato questo con una cerimonia, una festa, un riconoscimento anche ai Presidenti che ci sono stati, ma al di là della festa in sé per sé, che cosa vogliono dire? Quindi che cosa andate a suggellare con questo momento? Sicuramente gli obiettivi, i successi che ha raggiunto Azovi in questi 40 anni. Sono stati ricordati, certificazioni, i numeri, la crescita e questo deve essere un momento per trasmetterlo all'esterno. Io credo che più del festeggiare in sé i 40 anni e dove andrà fatto i complimenti a chi appunto 40 anni fa ha pensato che non dar ognuno il proprio conto, acquistare in Francia, ma mandare uno per conto di tutti, credo sia anche oggi motivo di riflessione. Economia di scala si chiama. Già 40 anni fa, allora al di là di questo, però dare un messaggio forte a quei allevatori che, come diceva anche prima in un passaggio il direttore, ognuno convinto di essere meglio dell'altro. Ecco. Se vogliamo continuare a fare questo lavoro, che è fatto sì di sacrificio, che è fatto di passione e che nel tempo abbiamo anche raggiunto standard produttivi elevati, dobbiamo capire che una delle soluzioni può essere quella dell'aggregazione. Già altri paesi, i nostri amici francesi già lo fanno da tanti anni. In pochi gruppi commercializzano tutto il prodotto, tutti i ristalli. Noi invece siamo divisi. Come dicevo prima, naturalmente anche noi veneti ci mettiamo dal nostro, nel senso che siamo molto individualisti, però i tempi cambiano e credo che se vogliamo, ripeto, continuare a fare questo lavoro dobbiamo pensare a qualcosa di differente. Ecco, in questo periodo di tempo, poi ecco, la valorizzazione dell'essere gruppo, dell'essere parte di un sistema e di una scala produttiva vera e propria, perché questo è un altro aspetto molto importante. Quali sono stati i momenti, secondo lei, salienti, indimenticabili, ma importantissimi, quindi degli step fatti che hanno fatto la differenza, con le difficoltà del caso, perché poi ogni volta fare un passaggio, anche per i soci stessi, come dice lei, visto che ci sono degli ancoraggi ben precisi, sono dei traumi, no? Ma direi che se vogliamo sintetizzarla in due parole, Azove è la crescita continua. Crescita continua vuol dire che partendo dal nocciolo iniziale degli anni 70, l'acquisto in Francia, quindi l'aggregazione per un servizio, poi l'assistenza tecnica, poi i primi tentativi di commercializzazione in comune,
Poi è stata fatta a latere di Cozove, che allora si chiamava Cozove, era la cooperativa delle stelle sociali, è stata costituita una cooperativa per dare lo stesso servizio e dare la stessa opportunità anche agli imprenditori singoli, quindi aziende private. Poi siamo entrati nella fase di commercializzazione del prodotto, ovviamente qui in mezzo c'è tutta l'attività, ricerca, mangimi, materie prime, servizi dati ai soci, veterinari e quant'altro, però questo percorso di crescita. Abbiamo poi sviluppato la fase finanziaria, costituendo oramai da 24 anni il Finzove. Finzove è un consorzio di garanzia fidi, una realtà che diventa importantissimo. È molto importante, opera a margine di Azove e ad oggi consente di dare finanziamenti, di garantire finanziamenti che il sistema bancario dà ai nostri soci per 23-24 milioni di euro a condizioni estremamente interessanti. E qui c'è una parentesi, l'opportunità che la grossa struttura, la grossa azienda è in grado di trasferire parte del proprio potere contrattuale anche a favore e a vantaggio dei soci imprenditori singoli che operano sul territorio. E questo dovrebbe essere tenuto in considerazione anche nelle scelte di politica regionale, proprio per dire perché dobbiamo fare questa aggregazione. Il singolo da solo vale per da solo, se viceversa noi abbiamo fatturati, rapporti con l'estero, consorzio di garanzia, determinati servizi eccetera, quando io vado a gestire per i miei associati sono in grado di chiedere delle condizioni che sono più vantaggiose per loro e sui prezzi ma anche sui finanziamenti e robe del genere. Certo, le vostre sedi dove sono allocate? Noi siamo nati, la Costituzione è venuta a Venezia attraverso l'allora Ente Tra Venezie. Avevamo sede legale a Mestre e sede operativa a Padova, in via Tomaseo. Poi abbiamo trasferito la sede in zona industriale a Padova, via Lisbona. Nel frattempo Azove aveva acquistato il 51% di un'azienda che lavorava carni e verso metà degli anni 90 abbiamo trasferito anche la sede di Azove ad Ospedaletto Euganeo, dove c'era allora Azove e Zancozove, la società di lavorazione delle carni. Poi nel 2000 Zancozove si è trasformata in Azove Carni e ha spostato la sede operativa acquistando un centro di lavorazione carni a Loria, mentre invece Azove è ancora ad Ospedaletto. È l'unico centro di lavorazione carni dove possono afferire le carni dei soci, ce ne sono anche altri? Beh, Azove continua a mantenere 2 canali di vendita. Nella commercializzazione dei bovini dei soci noi abbiamo ancora i bovini vivi che vengono venduti ad altri operatori, ad altri macelli e sul territorio e a livello nazionale, però c'era, come diceva prima il Presidente, questa spinta nel voler andare a valle nell'attività di macellazione. Oggi noi macelliamo a Loria presso il macello Pellizzari che è attiguo al nostro stabilimento e la commercializzazione viene fatta tutta da Azove Carni. Perfetto. Una cosa Presidente, ipotizzando per assurdo, ma sono domande che già immagino che tanti si pongono, sarebbe mai ipotizzabile anche la produzione, cioè la nascita dei bovini nel nostro territorio oppure no? Per i numeri che l'Italia necessita non ci sono i spazi. Quindi è una questione di spazi. Non abbiamo nemmeno la tipologia di animali. Ci vorrebbero sicuramente investimenti notevoli, individuare anche dove collocarli poi questi animali al pascolo, perché in Francia appunto è un territorio... No, ma infatti siccome sono domande che poi so che sorgono spontanee, invece la maggior parte dei 150 sono tanti allevatori, dove hanno delle ubicazioni particolari nella regione Veneto, concentrazioni in certe zone, la provincia di Treviso e Verona mi sembra che sono le due più grosse, ecco, dove c'è maggior concentrazione, però un po' poi Rovigo, Padova, penso, Vicenza. Quindi un po' in tutti i territori, insomma. C'è presente in tutte le province. Tutte le province del Veneto, sì. E sempre, come so, quando parliamo di questi settori, la curiosità anche lecita, per giovani c'è possibilità? Proprio l'ultima domanda in corsa, cioè è un settore che può dare possibilità di lavoro anche a giovani volenterosi oppure... Beh, è un settore particolare che richiede molta passione e molto sacrificio, perché gli animali vanno curati e vanno alimentati 365 giorni all'anno. Ecco, quindi ci sono tanti giovani che probabilmente hanno delle difficoltà. Ciò nonostante stiamo vedendo che all'interno di nostre cooperative o anche di nostri soci ci sono figli
di allevatori che stanno intraprendendo, continuano l'attività di allevamento. Magari se appunto con una preparazione culturale diversa, con cognizioni tecnico-scientifiche diverse, però e questo è importante. Con delle scuole specifiche, vedo proprio la cooperativa che faccio parte di Monastier di Treviso, ci sono un bel gruppo di giovani. Vabbè, una bella soddisfazione questa. Diplomati, laureati che hanno intrapreso, no, ma infatti, siccome hanno sostituito la generazione precedente. Ci sono tanti giovani che entrano nel settore agricoltura generale, per cui anche immagino possa essere interessante come alternativa. Detto questo, io vi faccio in bocca al lupo e tanti auguri, seguiremo anche noi come televisione direttamente questo evento che comunque è importante proprio per quello che rappresenta in sé per sé, e naturalmente noi ci vediamo come sempre domani con i nostri telespettatori. Grazie ancora, buon proseguimento. Grazie a voi.